Questo programma è offerto da Despar, Eurospar, Interspar. Da 60 anni, il valore della scelta. Buonasera, bentrovati a Primus Inter Pares, appuntamento del giovedì, il secondo della settimana e l'ultimo per quanto riguarda la campagna elettorale in vista delle regionali, in vista del referendum, in vista delle comunali che si svolgeranno domenica e lunedì. Ovviamente questa sera non avremo ospiti in studio, ma vi faremo vedere le registrazioni dei vari candidati come presidenti per la Regione Veneto che sono intervenuti nelle nostre trasmissioni nelle più importanti tematiche, dall'autonomia alla sanità, al lavoro, alla scuola e poi alle infrastrutture e poi perché devono votarli. Quindi li sentiremo il Arturo Lorenzoni per la coalizione PD, Veneto che vogliamo, Più Veneto in Europa, Europa Verde e Sanca Veneta, Enrico Cappelletti per il Movimento 5 Stelle, Simonetta Rubinato per il Veneto per le autonomie, Patrizia Bartelle, Veneto Ecologia e Solidarietà, Paolo Girotto, Movimento 3V, Vaccini Vogliamo Verità, Paolo Benvenu, Solidarietà Ambiente e Lavoro e Antonio Guadagnini, il Partito dei Veneti. Noi avevamo invitato anche la Daniela Sbrollini e il Presidente Luca Zaia, non sono potuti intervenire, però noi li abbiamo invitati anche loro. Ecco, vi faremo sentire quello che hanno detto nei loro programmi, nei loro progetti, nelle tematiche più importanti per quanto riguarda la nostra Regione Veneto e poi voi dovete e noi tutti dovremo andare a votare per vedere chi governerà e chi sarà il Presidente della Regione Veneto. Buona trasmissione. E la prima, ovviamente, il primo tema, la prima tematica della serata, ovviamente, se siete tutti d'accordo, sarà nel pensiero dell'autonomia per il Veneto, se trovate giusto, se succederà prima o dopo che il Veneto arriverà a questa autonomia e se siete chi sarà governatore, vincerà, avrà la possibilità di far arrivare l'autonomia in Veneto. Inizio da lei, Lorenzoni. È d'accordo per quanto riguarda l'autonomia e ovviamente dall'inizio della risposta parte là il countdown. Ovviamente poi potete anche interagire tra di voi, cercheremo di iniziare con il ritmo della trasmissione. Prego. Sì, grazie. La domanda è un po' generica, nel senso che d'accordo con l'autonomia bisogna entrare un po' più nel merito. L'autonomia, ci sono tante forme di autonomia e io sono senz'altro d'accordo sul tema di dare autonomia in senso federalista. Quindi una riforma che dia autonomia di spesa alle regioni e il percorso è stato fatto e io penso che sia importantissimo dare una maggiore responsabilizzazione, avvicinare la scelta della spesa ai cittadini. In questo senso io la interpreto come una rivisitazione delle modalità con cui l'amministrazione prende le decisioni e quindi partendo sicuramente dai comuni, quindi dando maggiore capacità di decisione ai territori. Quindi non un centralismo veneziano, come mi sembra possa essere interpretata la modalità con cui si sta muovendo l'amministrazione regionale attuale, che ha concentrato molto le decisioni, penso al campo sanitario con Azienda Zero, ma penso anche alla riforma in campo dell'agricoltura, nella gestione delle foreste, sono tutti segni con cui c'è una concentrazione e non una responsabilizzazione dei territori. Allora, una riforma in senso federalista con una capacità di spesa vicina ai cittadini è senz'altro desiderabile per una maggiore efficienza della macchina amministrativa. Tanto più c'è una responsabilizzazione, tanto più i soldi saranno spesi in maniera efficiente e questo è l'auspicio, perché la scommessa alla fine, se la torta diciamo così rimane quella, le risorse rimangono quelle, si parla di utilizzare i costi storici, ovviamente tutto sta nell'essere più efficiente rispetto al passato. Paolo Benvenu. Noi siamo stati praticamente l'unico partito che si è, diciamo così, schierato apertamente per l'astensione al referendum proposto a Luca Zaia. Il risultato che ha raggiunto Zaia con un progetto che era chiaro e evidente, insomma, di centralismo veneziano, perché l'autonomia differenziata in realtà è esattamente questo, trasferire competenze dallo Stato centrale alle regioni, riproducendo un centralismo burocratico a livello regionale molto simile a quello nazionale, quindi non ci possono essere equivoci su questo punto. Noi ci siamo schierati
gli unici praticamente, assieme a pochi altri, insomma, non certo il PD e 5 Stelle, che hanno appoggiato apertamente il referendum di Zaia, e crediamo che questo progetto vada contrastato. È evidente che se il PD e i 5 Stelle non avessero appoggiato Zaia al referendum non avrebbe raggiunto la soglia del 52%. Noto che ad esempio alcune province come Rovigo e come Belluno non hanno raggiunto la quota maggioritaria. Io credo che questo sia indicativo di un fatto importante, che ad esempio queste aree che sono marginali all'interno dell'economia della regione del Veneto hanno, diciamo, risposto non con lo stesso entusiasmo di altre realtà, così è stato per alcuni capoluoghi, alla proposta di Zaia. Io credo che il punto politico sia tutto qua, insomma. Io naturalmente la stessa logica che muove Zaia muove anche Bonaccini, insomma, noi dobbiamo concentrare sulle regioni più competenze possibili dentro una logica di competizione dei territori su scala nazionale e europea, che già di per sé contiene un elemento di contraddizione. Io credo che oggi la dimensione della solidarietà e delle relazioni positive, non competitive, ma di concorrenza e di solidarietà tra le regioni, così come è scritto in Costituzione, ma anche sul piano europeo e sul piano internazionale, sia un'esigenza storica. Cappelletti. Ma guardi, io credo che i cittadini del Veneto si siano espressi in maniera netta, anche eclatante in termini di partecipazione al voto. È vero che anche noi come Movimento 5 Stelle avevamo invitato ad andare a votare, avevamo sostenuto questo referendum, perché ci crediamo, perché crediamo che possa essere un'innovazione utile per la nostra regione e in qualche maniera anche meritoria. Però si sono espressi in grande maggioranza e adesso questa aspettativa non deve essere delusa. Quindi noi l'abbiamo sostenuto a livello di referendum, lo stiamo sostenendo, l'abbiamo sostenuto quando nella prima parte in questa legislatura con il primo governo, e lo continuiamo a sostenerlo adesso. Il ministro Boccia è venuto qui in Veneto e ha fatto delle dichiarazioni che sono nette e precise. Se non ci fosse stato il problema del Covid, la legge quadro, che è una legge che viene fatta in virtù di un articolo della Costituzione, per cui è già la Costituzione che prevede e rende legittima questo trasferimento di competenze. Non si può dichiararsi contrari, se si dichiara contrari a quell'articolo 116 della Costituzione, in qualche maniera si dichiara contrari proprio a una parte della Costituzione. Però se non ci fosse stato il Covid, sarebbe stato portato in Consiglio dei Ministri 6 mesi fa. Ci troviamo in una situazione dove abbiamo dovuto fare di necessità virtù, l'attesa e l'impegno è di arrivare ad avviare una discussione parlamentare su una legge quadro a settembre. Questo non è l'impegno del sottoscritto, è anche l'impegno del sottoscritto, ma è l'impegno del Ministro che ha reso pubblico proprio qui in Veneto. È troppo alto il gong, perché prima non c'era. Guardi, a lei le sfugge un particolare. Tutte le persone presenti forse sono una delle, anzi eravamo forse in 3 consiglieri regionali che durante la campagna per l'autonomia non abbiamo fatto campagna per l'autonomia, perché ritenevamo che l'autonomia fatta come ci viene proposta dalla Regione Veneto non sia un'autonomia corretta. Per noi l'autonomia... Perché? Perché riteniamo che se volessimo l'autonomia, la vera autonomia, inizieremo da Venezia a dare autonomia ai nostri territori. Invece, con dati alla mano, qua si cerca l'autonomia da Roma per fare a Venezia quello che non vogliamo che faccia Roma con Venezia e con il Veneto. Perciò maggiore autonomia cosa significa? Vuol dire dare la possibilità ai territori di decidere per sé stanti, e se proprio vogliamo parlare di autonomia dovremmo parlare in maniera corretta delle autonomie, di 20 autonomie tutte diverse. Dobbiamo avere il coraggio di dire che non vanno bene, non vanno più bene come sono adesso le regioni a statuto speciali, dovremmo ridiscutere tutto l'assetto costituzionale. Cioè, è una cosa un po' più complessa che dire perché ci teniamo i soldi qua. Allora si pensa fermamente che la sussidiarietà sia uno dei temi fondamentali e che tiene insieme la nostra Repubblica. Dobbiamo smetterla di parlare e ragionare con la pancia sempre in subbuglio, dobbiamo iniziare a ragionare bene con i principi costituzionali e non dimenticarci da dove arrivano e perché sono stati fatti.
L'autonomia è un principio fondamentale della Costituzione. La valorizzazione delle autonomie locali sta all'articolo 5 della Costituzione. Quell'articolo chiede alla legislazione nazionale che i contenuti e i principi della legislazione della Repubblica si adeguino ai principi dell'autonomia e del decentramento. Questa è la Costituzione, che poi il centrosinistra nel 2001 ha anche, come dire, pensato a un percorso particolare per avvicinare le regioni ordinarie a quelle speciali, cioè il 116 terzo comma, l'autonomia differenziata. Questo è quello che va attuato dalla Repubblica, perché l'articolo 5 è un principio fondamentale e laddove, per esempio, c'è un'autonomia buona e responsabile, Bolzano, si fanno figli, le famiglie hanno servizi, le infrastrutture ci sono e si superano anche eventi come la crisi in modo migliore, perché ci sono strumenti per supportare, oltre che le risorse, strumenti per supportare la crescita e la prosperità di un territorio. Dentro alla Repubblica, ma l'articolo 5 dice che l'autonomia, il valore dell'autonomia e della sussidiarietà è in funzione di garantire l'unità della Repubblica, mentre, come ci ricordava ancora nel 1900 Don Sturzo, lo statalismo uniformatore, livellatore e accentratore distrugge il valore dell'unità della Repubblica. Allora il tema è che l'Italia è ricca perché è diversa anche in tante cose, non solo nella cucina, anche nei sistemi territoriali, e c'è bisogno di vestire degli abiti istituzionali adeguati ai diversi territori. Chiudo con una battuta. L'autonomia quindi non è monopolio della Lega. La Lega e il Presidente Zaia, con i voti della Lega e del Presidente Zaia alle ultime regionali, non avrebbero fatto il quorum. Così come si dimostra dopo 3 anni di risultati zero, che solo la Lega e solo il Presidente Zaia non possono portare a casa questo risultato. Allora, il motivo per il quale l'autonomia in Italia non è mai stata fatta è molto semplice, ed è che viene portata avanti a parole da partiti nazionali che si presentano in tutte le regioni d'Italia e non bastano neanche le promesse e gli accordi sottoscritti, perché anche nel contratto di governo fra la Lega e i 5 Stelle c'era l'autonomia, ma come è stato spiegato prima dai miei colleghi, quando è stato l'ora di chiederla, Salvini piuttosto dell'autonomia ha chiesto quota 100, che più o meno è un altro provvedimento assistenziale come il reddito di cittadinanza. Ciò significa chiaramente che la Lega l'autonomia non la persegue, non è in cima ai suoi obiettivi, ma è semplice il motivo, perché nel momento in cui tu prendi i voti, in Veneto va bene, ma poi li prendi anche nel Lazio, in Calabria, in Piemonte, quando tu vai a Roma e spieghi ai piemontesi e ai calabresi che tu vuoi maggiori risorse fiscali per il Veneto e di conseguenza le togli ai piemontesi, ai calabresi eccetera, i calabresi giustamente, lo farei anch'io, dicevano ma stiamo matti, non esiste, già stiamo messi male e dobbiamo dare più soldi a voi, non esiste. Di conseguenza dentro al partito si blocca il processo autonomista. Così succede nella Lega, così succede in Fratelli d'Italia, così succede nel PD, eccetera, eccetera. No, parlano i fatti, perché l'autonomia non è arrivata. L'unico modo per avere autonomia, cioè autonomia significa risorse fiscali da investire sul territorio di più di quelle che ci sono adesso, perché di questo abbiamo bisogno, è avere un partito territoriale che lavora solo sul territorio, che prende i voti sul territorio, che ha i rappresentanti eletti dai cittadini di quel territorio, nel nostro caso il Veneto, e che poi va a Roma a spendere questo consenso per avere in cambio autonomia, esattamente come succede nella provincia autonoma di Bolzano, dove c'è un partito territoriale che si presenta solo nella provincia autonoma di Bolzano e poi con 3 parlamentari riesce, ed è riuscito nel corso del tempo, a costruire un modello di autonomia che funziona e hanno un sacco di risorse che qui non ci sono. Prima sono state delle cose che sono per me totalmente inaccettabili, il fatto che si dipinge l'amministrazione Zaia come un'amministrazione perfetta, corretta, e tutto, lei ha avallato questo, libero di credere come vuole. La gestione dell'emergenza che è stata fatta negli ultimi mesi. Non vorrei che passassi perché io avallo, io faccio. No, lei è super partes. Esatto, faccio delle domande. Certo, assolutamente sì. Dicevo semplicemente che la gestione che è stata fatta nell'ultimo periodo è stata semplicemente disastrosa. L'attuale posizione che sta avendo il Veneto nella gestione del Covid è altrettanto disastroso e porterà, perché ha seguito pedissequamente un governo che è uno sgoverno, non eletto da nessuno, che è il governo Conte, e porterà sicuramente a un peggioramento della condizione economica. Perché dico questo? Perché si sta puntando nel Veneto alla corsa al tampone e alla mascherina, 2 elementi, uno più insufficiente e inutile dell'altro per quanto riguarda l'eliminazione del virus. Sul tampone vorrei semplicemente ricordare. Parliamo di autonomia, no? Poi sto parlando di una cosa fondamentale, perché poi per spiegare come è andato bene il Veneto.
se è alterata l'amministrazione totale, non ha senso che parliamo di autonomia, è scontato. No, ma la domanda è questa, se le vuole Bene, io sono saltare, sono andato a votarla l'autonomia, quindi da quel punto di vista lì non ho problemi. Poi sono stato preso in giro come tanti altri veneti, perché c'è addirittura una televisione che mette 1050 giorni, fra poco saranno 10.200 giorni, perché tanto non si arriverà da nessuna parte. Era stato un modo sbagliato nell'impostazione di fondo. Certo, col senno del poi si può dire quello che si vuole. Quello che volevo dire era semplicemente che, guardate, Vo è stato portato come esempio di sanità eccezionale, è stata una lagerizzazione di un paese in cui il primo malato, il paziente zero, è negativo in autopsia. Perché non le diciamo? No, non è una cosa fondamentale. Da lì è stato preso tutta una serie di provvedimenti a cascata che ci hanno chiuso a chiave in casa per 4 mesi e questo non era positivo al Covid. Per me è di una gravità pazzesca una cosa. Se lei dovesse vincere e diventare Presidente, cosa farebbe a livello di infrastrutture? Io dico sempre a tutti che abbiamo, non lo so poi Roberto Mercato lei non so se no, abbiamo il terzo aeroporto più grande d'Italia e non c'è un treno, una metropolitana che arrivi all'aeroporto, sembra un paradosso, nessun mai Presidente del Veneto è riuscito a dire da Mestre all'aeroporto, è una cosa, il mio pensiero perché vado all'aeroporto, magari uno dice non c'entra nulla, però dico a livello di infrastrutture il Veneto è a posto così com'è o lei farebbe qualcos'altro? Guardi, l'infrastruttura più importante è la manutenzione dell'esistente, perché non deve più succedere che ci sia un cittadino italiano che passa sopra un viadotto e rischi di crollare. Questa è una cosa assolutamente inaccettabile, quindi intervenire sull'esistente e con un programma anche ambizioso di messa in sicurezza veramente molto attenta è probabilmente uno degli investimenti migliori, proprio perché andiamo a mettere in sicurezza l'infrastruttura esistente. Dopodiché è chiaro che servono nuovi investimenti. Abbiamo in Veneto, nonostante siamo nel 2020, ancora molte linee ferroviarie che non sono elettrificate. Lei prima citava il collegamento con un aeroporto importantissimo. C'è un esempio mio. Ma è assolutamente azzeccato. Lì c'è un progetto che è già in fase avanzata di definizione. Noi lo sosteniamo, quel progetto, nella sua tecnicità prevede un giro circolare per poter continuare poi il percorso in direzione Trieste. Secondo noi è una scelta tecnica sbagliata. In tutti gli aeroporti dove ci si arriva con il treno si arriva, si scende, si risale, si riparte. Allora questo è un dettaglio. È sicuramente importante che ci sia quella linea, come è importante ad esempio che ci sia la linea che porti all'aeroporto di Verona e che l'aeroporto di Verona sia correttamente collegato. Poi ci sono delle situazioni veramente drammatiche dal punto di vista della sicurezza. Pensiamo alla Romea ad esempio. Quanti anni che stiamo dicendo che è una delle strade più pericolose d'Italia e deve essere messa in sicurezza. Partiamo da lì. Se interveniamo lì e la mettiamo in sicurezza salviamo tutta la mare. Arturo Orazzoni, per quanto riguarda le infrastrutture. Ma infrastrutture vuol dire trasporti, ma non solo trasporti. Vuol dire tutto. Certo, infrastrutture vuol dire anche sanitarie, vuol dire infrastrutture verdi su cui l'Europa con Recovery Fund ci dà un'indicazione molto forte di fare investimenti. Pensiamo che il nostro territorio sta soffrendo tantissimo, ma perché è minacciato da delle situazioni che sono molto diverse da quelle del passato. Il cambiamento climatico, per esempio, ha fatto sì che i bacini nostri non siano dimensionati. Allora vuol dire fare i bacini di laminazione, vuol dire fare tutte le opere di protezione a livello forestale per trattenere l'acqua quando vengono queste bombe d'acqua come quelle dei giorni scorsi, in modo che il territorio sia protetto da sé. Su questi investimenti il Veneto ha fatto pochissimo, cioè tutto lo smantellamento di quella che era il settore forestale della regione di questi anni e l'accorpamento in Veneto Agricoltura è stato un impoverimento di questa che era una delle cose riconosciute come straordinarie per il Veneto fino agli anni 90, inizio anni 2000 e su questo bisogna intervenire. Poi sui trasporti, io sono d'accordissimo, abbiamo dei progetti che sono ancora dell'inizio degli anni 2000 e pensiamo di metterli in atto adesso. Sul GRAP per esempio, ne abbiamo parlato con altri amministratori, c'è un progetto che è tra il 2003 e il 2006 e pensiamo di metterlo in atto adesso, ma dobbiamo riconsiderare quel tipo di opera e capire se è ancora l'opera che ci serve, perché con la crisi del 2008 e quella del 2020 il mondo è cambiato radicalmente. Allora dobbiamo ragionare in termini di sistema con delle infrastrutture sostenibili. Citava il treno verso l'aeroporto, l'ha fatto Bologna e oggi per un cittadino padovano, è triste dirlo, ma è più facile andare a prendere il volo a Bologna piuttosto che a Tessera, perché da casa mia io con i mezzi riesco ad arrivare in aeroporto a Bologna e non riesco ad arrivare in aeroporto a Tessera.
guarda, con il nuovo mezzo che hanno fatto. Ma c'è l'SFMR da recuperare, che era un progetto bellissimo per rendere accessibili le nostre città e per lavorare su quella che è una metropoli diffusa che è il Veneto. Può dire cos'è per i nostri telespettatori? Il sistema ferroviario metropolitano regionale, che era un progetto impegnativo, ma sicuramente visionario della prima gestione, diciamo così, Forza Italia della regione del Veneto, accantonato poi dall'amministrazione della Lega. Io credo che sia un progetto che vada recuperato, magari rivisto, però quel miliardo che ha messo il governo, per esempio sulle infrastrutture ferroviarie nell'Alto Bellunese con l'elettrificazione, va nella direzione di creare queste infrastrutture, ma come si diceva, va integrati diversi livelli amministrativi per cui le misure che mette il governo siano coerenti con quelle che mette la regione, non che si torni indietro. Io penso che le cose che abbiamo sentito ci dicono da un lato che c'è l'idea che tutto possa essere come prima, cioè io penso che c'è un pezzo, chi amministra e governa questa regione sostanzialmente, come al di là dei successi, gli insuccessi eccetera, non è questo il punto, ha come idea il fatto che questo modello di sviluppo, questo modello di produzione e di consumo possa continuare esattamente così come prima. Io penso che non sia così, non è così perché abbiamo affrontato la tempesta del Covid che non è nemmeno uscita e ha cambiato il quadro dell'economia globale e siamo come dentro la manifesta realtà di quelli che sono gli effetti pesanti degli cambiamenti climatici. Tutto questo è escluso dal dibattito del centrodestra nel nostro. Io ricordo che nel 2019 l'amministrazione di Verona, ripeto il nome della città, ha praticamente finanziato un convegno promosso dalla Lega, da Comencini, un convegno negazionista, per dire che il tema dei cambiamenti climatici non era fondato su basi scientifiche. Adesso io credo che chiunque dica questa cosa sa di dire una scemenza inenarrabile, ma il punto non è questo. Il punto è che non c'è la consapevolezza, la cultura politica per affrontare questo problema. Adesso sono state dette delle cose giuste da un lato, che però non sono in contraddizione con altre. Parlo di quello che ha detto. Noi siamo ovviamente d'accordo con il sistema ferroviario metropolitano regionale, lo siamo sempre stati e crediamo che oggi sia ancora più utile. Io credo che infrastrutture fondamentali siano quelle, ad esempio, che servono per mettere in connessione i cittadini, ma penso che la TAV, ci spendono 10 miliardi per fare la TAV, di euro, per portare l'alta velocità. Si sta facendo, l'altro giorno è stato fatto un accordo, c'era Zaia, c'era la ministra Micheli del PD, tutti sono d'accordo che bisogna fare la TAV. La TAV significa una riduzione dei tempi da Milano a Venezia di pochi minuti e costa un sacco di soldi, 80 milioni al chilometro. Con quei soldi quanti investimenti si potrebbero fare sul nostro territorio? Quanti investimenti come dire, per la messa in sicurezza per degli edifici, dei ponti, per la costruzione, eccetera, che creerebbero anche importanti opportunità di lavoro. Io penso per gli artigiani, per i giovani, insomma, ci sono molte opportunità negli investimenti ovviamente piccoli piuttosto che nelle grandi opere che, come sappiamo e abbiamo visto, poi producono anche altri effetti di carattere negativo. Allora, i cittadini, chi lavora, chi fa impresa, chi si muove, vede tutti i giorni le difficoltà di viabilità in questa regione, di muoversi. C'è una congestione incredibile, i costi per chi fa impresa sono elevatissimi, ma anche per chi si deve curare spostandosi magari da una zona all'altra, anche per la concentrazione dei poli ospedalieri di eccellenza. Allora c'è un grande tema sulle infrastrutture e sulla mobilità di questa regione da affrontare. C'è bisogno di adeguare ed efficientare tutta la rete stradale, laddove non sia ancora stato fatto con un grande piano straordinario, visto che ci sono anche nuovi fondi che stanno arrivando, e anche la rete ferroviaria. C'è il tema di riprendersi la governance, la proprietà e la governance delle strade regionali che in questo ultimo mandato, nell'ultimo periodo, sono state date dalla Regione Veneto all'ANAS. Cioè è paradossale che dopo aver ricevuto il mandato dell'autonomia da parte degli elettori veneti, della maggioranza degli elettori veneti, e sapendo che la prima competenza
consulenza che Bolzano si è portata a casa 22 anni fa e la gestione delle strade, noi abbiamo chiamato l'ANAS a governare le nostre strade. Perché? Perché non abbiamo le risorse sufficienti. Si ottengono le risorse sufficienti, bisogna essere autorevoli su questo, perché una regione che produce ha diritto ad avere sul territorio la giusta percentuale di gettito fiscale che serve ai suoi bisogni. Poi c'è tutto il tema del sistema ferroviario metropolitano dell'area centrale del Veneto. Io qui c'ho un grande rammarico. Da parlamentare io ho approvato, ero allora in Senato nel gruppo per le autonomie, ottenni il finanziamento di 100 milioni di euro dal governo Prodi con la finanziaria 2008, 100 milioni di euro per l'SFMR del Veneto centrale. L'anno dopo furono cancellati con un emendamento dal governo Berlusconi per finanziare l'abolizione dell'ICI. Questo è un credito che il Veneto ha verso il governo nazionale. E per finire, non possiamo più permetterci sprechi di denaro pubblico e di territorio per opere che costeranno un occhio della testa ai cittadini veneti. Noi dobbiamo fare bene le infrastrutture che servono al territorio, con trasparenza, con onestà e senza che chi ci guadagna siano più che il bene comune gli investitori privati. Questo è fondamentale. Infine la grande partita, una battuta della transizione alla mobilità elettrica. Patrizia Martelli, migliora Mano Rubinato, scusi. secondi in più migliora Mano che lei. Patrizia Martelli. Io ho piacere di essere qui proprio su queste argomentazioni che stanno emergendo in maniera chiara, perché giustamente il collega Boron dice ma ci votano? Sì. Ci scelgono, ma siamo sicuri che la gente capisce e dà la possibilità di essere informata nella maniera corretta su quello che sta succedendo? Sono decenni che il problema della crocieristica su Venezia è impantanato e non serve, perché fanno le manifestazioni gli operai portuali, schierarsi a loro favore, perché la nostra incapacità di decidere sia a livello locale che nazionale ha impedito un corretto approccio al problema. Ci sono dei progetti che hanno già passato la via nazionale e che attendono cosa? Tipo la Duferco, che ha portato avanti il progetto di un porto offshore. E quindi è passato, hanno dato delle prescrizioni alle quali i privati hanno risposto, ma abbiamo preferito far scivolare tutto così e farci scippare la crocieristica piuttosto che farla in maniera intelligente. Però io volevo puntare il dito sulle altre infrastrutture. La TAV, possibile che la TAV da Venezia a Trieste è stata fatta allargando la sede ferroviaria, invece da Milano a Venezia, passando per Vicenza e Padova, dobbiamo sbancare ancora dei territori? Non siamo abbastanza cementificati? Cos'è successo? Cosa hanno di diverso queste due tratte? Vorrei tornare anche sul contratto che è stato rinnovato, mi perdoni un secondo, con le Ferrovie dello Stato, che è stato firmato il 1° gennaio, cioè una cosa incredibile, è stato chiuso velocemente il 1° gennaio con un'estensione di 10-15 anni, quando si poteva correttamente mettere a bando e permettere magari a altri personaggi europei di fare la loro offerta per ampliare. Dice l'alta velocità a Padova? No, io dico la semplice velocità urbana, perché qua parliamo di elettrificazione di certi territori, certo, quando in Veneto abbiamo ancora come si chiamano, le littorine a gasolio. Allora, il tema delle infrastrutture è uguale a tutti gli altri. A me dispiace ripetere sempre la stessa roba, ma le infrastrutture si fanno se ci sono i soldi per farle. La metropolitana di superficie, che è stata progettata alla fine degli anni 80 e che dovrebbe essere pronta da 20 anni, è ancora lì a pizzichi e bocconi, non ci sono i soldi per farla, ma l'investimento complessivo è di 6 miliardi di euro per fare la metropolitana in superficie, che è necessaria. Altre ne sono state citate, si potrebbe parlare di Valsugana, di terza corsia, dell'autostrada, eccetera, eccetera. Il problema sono i soldi. I soldi non arriveranno mai finché non ci sarà un sindacato del territorio che sarà in grado di imporre queste scelte a Roma. In provincia autonoma di Bolzano ci riescono e hanno tutte le infrastrutture, le concessioni che servono, sono in grado di imporre le loro scelte, sono in 500.000, hanno l'RVP a 200.000 voti, quindi ridicolo rispetto a quello che potrebbe esprimere il Veneto, e riescono a portare a casa tutto quello che vogliono. L'unica differenza che c'è rispetto ai sistemi delle altre regioni, compreso il Veneto, è che lì c'è il partito territoriale che lavora per il territorio e qui non c'è. Questa è l'unica differenza, cioè analizzando i dati si capisce come si deve fare per avere le risorse, ma finché votiamo partiti nazionali che poi devono dare risposte, ripeto sempre lo stesso discorso, a tutte le regioni d'Italia, siccome poi a Roma si smizzano le risorse in modo
modo non sempre trasparente, i soldi non partono e non tornano. Questa è la realtà. Allora, o si capisce questo concetto, l'unico modo per fare squadra è votare un partito al territorio, perché i parlamentari dei vari partiti non faranno mai gli interessi del territorio, ma fanno gli interessi dei partiti, perché sennò i partiti li prendono e li spostano e li eliminano. Questa è la realtà, ma è la storia d'Italia, questa non me la sono inventata io. Paolo Girotto, per quanto riguarda l'infrastruttura, oppure può fare qualsiasi ragionamento che vuole? Condivido quello che è stato appena detto, noi siamo ancora alle grandi opere, la Pedemontana è una ferita aperta che non chissà quando si chiuderà e quando sarà finita, è una macro opera assolutamente superata, nel senso che poteva andare bene 25 anni fa, 30 anni fa, oggi è assolutamente sovradimensionata rispetto a quello che può essere le necessità. Il Veneto sta crollando e sta crollando dopo l'azione, soprattutto dopo questo Covid, che è stato il colpo finale a questa economia, e noi stiamo parlando di fare nuovi raccordi stradali o cose di questo genere. Banalmente potrei dire, come automobilista, io ho le strade che sono distrutte, i ponti stradali che si fanno dei salti che si rischia di uscire fuori di strada perché non c'è manutenzione. Dico, non è che per caso invece di fare le grandi opere distribuiamo questi soldi, tanto la coperta è corta, ragazzi, non ce la raccontiamo, la coperta è talmente corta che soldi non ce ne sono più, magari facciamo le cose essenziali, ma c'è una causa di tutto questo: chi ha chiuso a chiave il Veneto per 4 mesi. Questo è il punto, e quello che è stato considerato, io non ho sentito riconoscimenti internazionali, ne ho risentito uno in realtà che è stato dato dal grande squalo della finanza De Benedetti, che ha detto: impeccabile il comportamento di Zaia in Veneto. Io se fossi un leghista mi farei delle domande, perché è difficile, visto che lui è stato il rappresentante delle partite IVA e di tutte le piccole imprenditori del Veneto, sentirmi dire da un personaggio del genere impeccabile il comportamento di Zaia in Veneto mi preoccuperebbe. Ma a prescindere da questo, il Veneto è stato chiuso per 4 mesi quando a fine marzo, i dati che aveva Zaia in mano dicevano già che la condizione del Covid era decisamente superata nella sua gravità, perché a Pasqua per esempio non ha rimollato e ha riconsentito a tutti di riprendere fiato, e siamo andati fino a giugno e adesso ancora mascherine. Pensate a cosa succederà con le scuole adesso che apriranno. Sapete che sono genitori che resteranno a casa ancora in quarantena perché il bambino si prenderà l'influenza, il mal di gola e quant'altro, ma possiamo riprendere un'economia così?